parleremo delle nozze dell'agnello, del matrimonio del Messia. Proverò a esporre questo argomento che ha ben 12 punti. Ho fatto un calcolo, devo esaurire ogni punto ogni 3 minuti e mezzo, altrimenti mi iniziate a tirare le pietre addosso, quindi cercherò di tenere d'occhio il cronometro. Ho anche dei versi che però faccio leggere a Leda col microfono, così non usiamo mascherine e altro, almeno per cambiare un po' la voce. E c'è anche una presentazione, ma non ho il telecomando, quindi o siete veloci a cambiare voi o... Quello che facciamo questa sera, rapidamente, perché dobbiamo stare dentro l'ora, è vedere un po', calarci un po' nel tempo in cui Gesù ha parlato, per scoprire che ci sono degli aspetti degli insegnamenti di Gesù che non riusciamo a cogliere pienamente se non sappiamo appieno ciò a cui Gesù si riferiva, degli usi, dei costumi, delle usanze, delle pratiche. Parliamo questa sera del matrimonio ebraico, come veniva celebrato ai tempi di Gesù, ai tempi della Bibbia. Perché quando Gesù dà degli insegnamenti, più volte dice delle cose che noi prendiamo e siamo edificati, ma hanno poi dei riferimenti alla vita che gli israeliti vivevano in quel tempo. E molte delle cose che Gesù ha detto, e le vedremo questa sera, si riferiscono al contesto del matrimonio. E quindi noi cerchiamo di sviscerare un po' questo momento della vita ebraica per capire che cosa voleva dire Gesù quando insegnava alcune cose o diceva alcune cose. Noi ci ricordiamo che, per esempio, Paolo ha scritto in Efesini: come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri difetti, ma santa e irreprensibile. Ora, quando noi leggiamo questo brano della Scrittura, non abbiamo nessun problema a comprenderlo, non abbiamo nessun problema a capire che lo Spirito Santo ci sta preparando per incontrare il Signore. Ma Paolo sta parlando del contesto del matrimonio e quando dice per farla comparire davanti a sé senza macchia, senza ruga, senza difetti, sta dicendo qualcosa che nel contesto ebraico era molto molto preciso. Allora quando Paolo dice grande è questo mistero, parlando di marito e moglie, e dico questo riguardo a Cristo e la Chiesa, ci dice ancora l'Apostolo, ci sono degli aspetti, Dio ha preso a prestito la figura del matrimonio perché ha tante applicazioni che noi possiamo fare nostre spiritualmente e prepararci poi per incontrare lo sposo. Il percorso che andava verso l'unione di un uomo e di una donna in matrimonio, nel costume ebraico antico, aveva, come vi ho detto prima, 12 passi. Non stiamo parlando dei riti del giorno del matrimonio, ma dei 12 passi che iniziavano dal conoscere la sposa all'essere poi pienamente sposati. Primo, bene, grazie. Non mi giro più, dico primo, secondo e tu vai avanti. Primo passo, la scelta della sposa. Anticamente non era come oggi, che gli sposi tra di loro si sceglievano. Anticamente il padre del futuro sposo, che ancora non era neanche fidanzato, il padre di un figlio che bisognava far sposare, si incaricava di scegliere una sposa per suo figlio. E c'era una figura che in realtà ho scoperto è una
una figura che esiste ancora, il sensale, che è un mediatore di alcune situazioni ed è anche il mediatore matrimoniale, nel senso quello che aggiusta un po' tutte le complicazioni matrimoniali. Attraverso il sensale il padre si occupava di scegliere una sposa per il figlio. Ci ricordiamo la storia, per esempio, di Abramo che manda il servo a scegliere la sposa per suo figlio. Ecco, il servo è il sensale che sceglie la sposa per il figlio. Quindi c'era questa usanza di andare a scegliere una sposa. Si vedeva la famiglia, si vedeva la ragazza, si valutava se questa era adatta e si andava lì a proporre di sposare il proprio figlio. Questa è un'applicazione spirituale per noi. Il ruolo del sensale è adesso affidato allo Spirito Santo, che compunge il cuore, rivela ai cuori che c'è un padre che ha un figlio che desidera una sposa, sto spiritualizzando, compunge il cuore riguardo al peccato, compunge il cuore riguardo alla salvezza, alla necessità di convertirsi a Dio e quindi lo Spirito Santo è l'emissario mandato dal Padre per raggiungere la sposa del Figlio. Giovanni 16, 7 e 8. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Notate questo aspetto, il figlio non è presente quando opera l'emissario del Padre. Gesù sale al Padre e viene lo Spirito Santo e agisce nei cuori degli uomini per la conversione. Notate adesso le parole di Gesù in Giovanni che non abbiamo mai considerato al di fuori di questo contesto. Giovanni 6, 37. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Quelli che il Padre mi dà. Il figlio non aveva facoltà di dire, no, era il Padre che proponeva una sposa. E il Padre ha dato dei cuori al figlio e tutti quelli che il Padre mi ha dato, io non li caccerò fuori. Vedete che ci sono degli aspetti che collocati nel contesto riusciamo a comprendere un po' più profondamente. Dopo l'indicazione del padre, lo sposo accetta la futura sposa e rivolge il suo amore verso di lei, che a sua volta inizia ad amare lo sposo. Noi ci ricordiamo la storia di Rebecca che non aveva mai visto Isacco, eppure acconsentì a sposarlo anche senza averlo visto prima. Leggiamo prima Pietro 1,8 per fare un altro parallelismo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Noi lo sposo non l'abbiamo ancora visto, ma ci è stato proposto. Vedremo adesso degli altri aspetti per cui abbiamo accettato la proposta di matrimonio. Non l'abbiamo ancora visto e già lo amiamo. Già ci stiamo preparando a incontrarlo. Avveniva più o meno così. Secondo punto, tra l'altro ringrazio un caro amico, il fratello Pietro Arnese, che è pastore in Svizzera, per gli approfondimenti ebraici. Darò anche qualche termine ebraico legato a questi aspetti. Secondo punto, si stabiliva ai tempi un prezzo per la sposa. Questo prezzo in ebraico è moar, non so se la pronuncia è corretta. Lo sposo, o meglio il padre dello sposo, si impegnava a pagare un prezzo per ottenere la sposa. E il prezzo veniva pagato per due motivi. Primo, perché a quei tempi, in quella cultura, ogni membro di famiglia erano comunque braccia che lavoravano. I figli maschi servivano per i campi, per la caccia,
le donne servivano per portare avanti la casa e altri aspetti dell'economia domestica. Quindi questa dote, questo prezzo, era proprio un prezzo commerciale da pagare. Primo, serviva per risarcire il padre della sposa che si privava della figlia. Secondo aspetto, doveva indicare quanto amata e quanto valore aveva agli occhi del futuro sposo quella donna. Quindi se arrivava a un prezzo basso, già si stava dicendo che non era molto stimata. Quindi il prezzo alto indicava quanto era stimata la donna, e chiaramente si cercava sempre di avere un prezzo alto. Avveniva così. Quindi il primo gesto nella famiglia della sposa era di proporre un matrimonio stabilendo un prezzo da pagare. Comprendete che l'applicazione spirituale di questo secondo passo per noi è evidente. Leggiamo Matteo 26,39. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Applichiamo nel contesto del matrimonio ebraico le parole di Gesù, che sta dicendo: Padre mio, il prezzo è alto. Sta dicendo: tu mi hai scelto una sposa e l'hai considerata tanto preziosa da alzare il prezzo, e io ho accettato di sposare questa sposa che tu hai scelto per me, e mi rendo conto adesso che il prezzo per ottenerla è altissimo. Al di là del possibile addirittura, se è possibile, allontana da me questo calice, ma lo accetto. Al di là del fatto che Gesù ha accettato la volontà del Padre, non ci soffermiamo su questo aspetto, il prezzo alto che Gesù ha pagato parla del valore che Dio ha dato alla Chiesa, il valore che Dio ha dato alle anime. Se il prezzo dava il valore della sposa quando la famiglia dello sposo si proponeva, allora noi dobbiamo sapere quanto valore abbiamo agli occhi di Dio, perché ha stabilito un prezzo per il nostro acquisto altissimo, tanto alto che ha messo anche in, tra virgolette, mi comprendete, in crisi, in profonda afflizione, il nostro Salvatore al Getsemani, che è arrivato anche a sudare gocce di sangue, sappiamo la storia. Tanto era alto il prezzo. Siamo amati dal Signore. Il prezzo alto dice quanto siamo amati. Prima Pietro 1, 18-19, prima Corinzi 6, 20. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quando leggiamo questi passi, li rileggeremo dopo aver visto questo contesto. Ricordiamoci, fratelli, che quando si parla del prezzo pagato, non soltanto ci colpisce quello che Gesù ha sofferto, ma ci dice quanto il Signore ci sta amando. E noi non possiamo sottovalutare o disprezzare l'amore grande del Signore. Alleluia. Terzo passo, il fidanzamento. Il matrimonio ebraico consisteva in due parti principali, e la prima parte era appunto il fidanzamento, che univa legalmente i due futuri sposi con una promessa, senza però vivere insieme, ma erano legati per legge da questa promessa. A tutti gli effetti il fidanzamento era considerato come il matrimonio vero e proprio, e perciò il fidanzamento non era annullabile davanti a Dio, perché era la prima parte del matrimonio, fatto in molte fasi. La prima parte era il fidanzamento. Infatti noi ci ricordiamo la crisi che ebbe Giuseppe quando seppe che Maria era incinta, non erano ancora sposati della seconda fase, ma erano già fidanzati, quindi erano già legati per legge.
E quindi il fidanzamento era una parte importante. La parola fidanzamento in ebraico ha la radice di santità, santificazione, la radice di kadosh, che parla appunto del fatto che il fidanzamento crea già una separazione, un appartarsi. Santo vuol dire messo da parte, separato. Il fidanzamento era già la prima parte del separarsi da tutto per dedicarsi appunto allo sposo. Geremia 2 e Osea 2,19. Va e grida alle orecchie di Gerusalemme, così dice il Signore, io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando mi seguivi nel deserto in una terra non seminata. Io ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Quando Dio dice del tuo amore di fidanzato, io ti fidanzerò, non sta parlando del fidanzamento che viene inteso nei tempi moderni, sta parlando di un'unione indissolubile. Io mi ricordo quando eravamo fidanzati, quando ci eravamo fatti quella promessa che per legge ci vincolava, e il Signore lo ricorda perché lui era rimasto fedele ma il suo popolo si era allontanato dalla promessa. Ma allontanarsi dalla promessa non era un abbiamo provato e è andata male, no, era un peccato davanti a Dio, perché i fidanzati si erano uniti a Dio. Ecco perché la parola ha la radice di santità, per far capire quanto era importante. Quindi veniva fatta la promessa, fatta la proposta di acquisto, veniva fatta la promessa. E noi vogliamo legarci per legge e fidanzarci, quindi procedere verso la conclusione del matrimonio. E quarto punto, veniva steso un contratto, proprio un contratto, veniva redatto su carta, su pergameno, insomma quello che veniva usato a quei tempi, dove veniva riportato in questo contratto, uno dice che brutto, che gesto freddo. No, il contratto metteva nero su bianco tutto ciò che era stato concordato, perché non fosse soggettivo, perché non fosse in base all'umore. Sì, l'ho detto, ma non ero molto convinto, adesso ci ho pensato bene. No, c'è un contratto. E nel contratto venivano riportati il prezzo della sposa, le promesse dello sposo e i diritti della sposa, perché se lo sposo non avesse mantenuto ciò che stava promettendo, perché si era esposto, no, per chiedere a quella donna di lasciare la famiglia, la sposa aveva i suoi diritti. E nella scrittura vediamo anche a volte le spose, le donne, le mogli che hanno dei diritti che possono pretendere. La parola di questo contratto in ebraico significa quello che è scritto. Quello che è scritto. Quindi questo passaggio era fondamentale, era un po' una garanzia per la sposa. E lo sposo prometteva di provvedere ai bisogni della sposa e di vivere insieme a lei come marito e moglie. Questo contratto doveva essere stilato e firmato prima della cerimonia nuziale. Ecco perché stiamo dicendo che il fidanzamento era una cosa seria, era la prima parte del matrimonio. E in questo contratto lo sposo iniziava a fare delle promesse che poi doveva mantenere perché venivano scritte. Ti porterò in gita al lago tutti i sabati pomeriggio, al lago non il nostro, al lago di Gennesaret, non lo so. Poi doveva mantenere nero su bianco, quindi era una valutazione, ma il fatto di scrivere parlava ancora dell'importanza che lo sposo stava dando alla sposa. Quinto passo, prima leggiamo 2 Corinzi 1,20. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Il nostro contratto di fidanzamento è questo, nero su bianco. Il Signore ha scritto quello che ci promette qui, quello che ci aspetta, il prezzo che è stato pagato.
nero su bianco, l'ha scritto. Noi abbiamo il contratto di fidanzamento e ci possiamo appellare a questo per ottenere ciò che è stato promesso. Sia benedetto il nome del Signore. Quinto passo, la sposa deve dare il suo consenso. Questo proprio per rispondere a quelli che pensano che i matrimoni dell'antichità erano matrimoni estremamente maschilisti, dove la donna non aveva alcun valore, era considerata un oggetto, una merce di scambio. Non è così. Addirittura gli ebrei scrivevano che il giudaismo insegnava così, che il matrimonio non aveva alcun valore se non aveva il reciproco consenso delle parti. Quindi non solo lo sposo voleva sposarsi con quella donna, ma la sposa doveva voler sposarsi con quell'uomo. Quindi anche se questa donna era stata scelta dal padre dello sposo, lei aveva voce in capitolo per rispondere. Dopo aver letto il contratto proposto, dopo aver ascoltato la promessa di fidanzamento, dopo aver visto il prezzo e le promesse, la ragazza doveva acconsentire. Abbiamo uno squarcio di questo aspetto anche nella storia di Rebecca, perché lei acconsentì. Quando nella famiglia ci fu discussione, lei disse: io accetto di andare con quest'uomo. Israele, nello stesso modo, spiritualmente, diede il suo consenso quando Mosè per la prima volta propose un contratto, un patto tra Dio e il suo popolo. Esodo 24:3. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi. E tutto il popolo rispose a una voce e disse: noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette. Notate che il Signore si propose dicendo: questo è il mio patto, questa è la mia legge, se tu farai così, se tu mi seguirai, io sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo. Il popolo rispose, proprio come la sposa, vedendo la proposta di matrimonio, doveva accettare oppure no. Nello stesso modo, quando abbiamo conosciuto la storia di salvezza, quando lo Spirito Santo si è fatto avanti per compungere il nostro cuore e dirci che c'era un figlio meraviglioso a cui il padre stava preparando ogni cosa per sposarci, noi abbiamo dovuto dire il nostro sì. Non c'è stata coercizione, non c'è caduto dall'alto senza replica da parte nostra. Noi abbiamo dovuto acconsentire, abbiamo detto il nostro sì a Gesù. Amen. E da quel giorno abbiamo iniziato a prepararci per incontrare lo sposo. E quando i termini di questo consenso venivano accettati, veniva condiviso un calice di vino per suggellare l'alleanza matrimoniale. Ora leggiamo Luca 22:20 e notiamo le parole di Gesù. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. C'era una relazione prima tra quella donna e la sua famiglia, ma dopo aver stabilito il contratto di matrimonio si prendeva un calice, si condivideva, e bere quel calice significava accettare un nuovo contratto, un nuovo patto. Quella donna cambiava tutto, cambiava vita, si staccava dalla sua famiglia e andava poi a vivere in un'altra casa e formare un'altra famiglia. Sesto passaggio: dopo che la sposa accetta, vengono offerti dei doni dallo sposo. Quindi non soltanto le promesse, perché uno dice la promessa, belle le promesse, ma le promesse sono promesse, devono ancora realizzarsi, parlano del futuro. Per garantire la veridicità delle promesse, lo sposo faceva dei doni, e dovevano essere dei doni che in qualche modo parlassero del valore che aveva quella donna per lo sposo. Solitamente era il dono di un anello che lo sposo metteva al dito indice
della donna. E l'anello chiaramente era anche poi un simbolo che quella donna era legata, aveva firmato un contratto. E in qualche modo questo dono o altri doni, comunque commisurati all'importanza che lo sposo voleva dare alla sua futura moglie, parlavano di questa nuova relazione che si stava creando. Leggiamo Romani 8,32, facciamo l'applicazione a noi. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Lo sposo diceva, mentre lasciava l'anello alla sposa, per mezzo di questo anello sei consacrata a me, cioè sei appartata per me, secondo la legge di Mosè e Israele. Ma era il dono che ufficializzava. Ora noi applichiamolo a noi stessi. Da cosa possiamo sapere che siamo così amati e lo sposo sta preparando le nozze? Dai doni che ci fa. Primo tra tutti lo Spirito Santo e tutti gli altri doni. Lo sposo ci sta arricchendo di tutti i suoi doni e quando noi vogliamo sapere se è valido il contratto, dobbiamo aggrapparci ai doni che ci fa. E lui continua a donare, non ci donerà tutte le altre cose. Il padre dello sposo era interessato a donare il più possibile per far sapere alla sposa che il contratto era assolutamente valido. E noi abbiamo i doni di Dio. Il nostro Dio non ci ha salvati dicendo ora preparati, a un certo punto ti chiamerò, quindi vivi la tua vita e ci vedremo in cielo alle nozze dell'agnello. No, lui ci sta arricchendo coi suoi doni. Ogni dono di Dio ci parla di questo nuovo contratto, di questo nuovo patto che noi abbiamo fatto con il nostro sposo. Settimo passaggio. La sposa faceva un rituale di purificazione. Questo rituale si chiamava mikvah, che significa piscina o accumulo d'acqua, e indicava il cambiamento nella sua vita e la preparazione a un nuovo stile di vita. È una figura del battesimo. Nel momento in cui quella donna aveva accettato il contratto e ricevuto i doni di questa promessa, lei doveva iniziare a purificarsi in vista dell'incontro con lo sposo. E la prima cosa che doveva fare era questo rito di entrare in acqua, perché l'acqua era appunto il simbolo della purificazione. Mi sembra così evidente il parallelo che possiamo fare con il battesimo in acqua. Quando abbiamo ricevuto da Cristo le sue promesse, noi abbiamo iniziato a cambiare vita, abbiamo cambiato completamente lo stile di vita, abbiamo cambiato ogni cosa, tutto è cambiato. E il primo gesto che noi abbiamo fatto a dimostrazione che la nostra vita era cambiata è stato proprio il passo di entrare nelle acque battesimali. Atti 22,16. E ora, perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome. Vedete che siamo già al settimo passaggio e questo è l'unico, anzi è il primo passaggio che riguarda la sposa. Prima ha solo ricevuto doni, promesse, una famiglia che si è interessata, ma adesso che ha accettato deve entrare nell'ottica che entrerà nella casa del futuro sposo. E quindi la prima cosa che fa è questo rito di entrare in quest'acqua che purifica. Ottavo passaggio, fatto questo rito, suggellato il patto matrimoniale, lo sposo nell'antico Israele se ne andava, lasciava la sua amata e se ne tornava a casa del padre per preparare la camera nuziale, che sarebbe stata poi la camera della sua futura moglie. Era una partenza che poteva durare anche 12 mesi, in alcuni casi anche di più, quindi non era un torno domani. Andava e iniziava a preparare tutto, preparava la nuova casa, il nuovo luogo,
e doveva farlo tra l'altro anche in modo da trovare soddisfazione agli occhi di suo padre, perché fino a quel momento era il padre che aveva pagato il prezzo, aveva dato, aveva concesso, si era esposto, aveva esposto la famiglia. E quindi il futuro sposo preparava la camera nuziale. Durante questo periodo la futura moglie si preparava a lasciare la casa dei suoi genitori per vivere con la famiglia di suo marito e diventare parte della famiglia del marito. Giovanni 14, 1-3 è il parallelo così chiaro per noi. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Gesù è venuto, noi abbiamo ricevuto la promessa e adesso sta preparando la stanza. Alleluia. La sta preparando per noi. E quando è pronta, Lui verrà. In questo tempo, nono passaggio, la sposa era chiamata a consacrarsi. La parola consacrarsi, che noi ovviamente oggi usiamo soltanto in termini spirituali, era proprio separarsi. La sposa ormai era legata a quell'uomo, anche se non era presente, lei non doveva più vivere come una ragazza che cercava marito, l'aveva già trovato. Pur non essendo presente, lei era legata. E doveva impegnarsi in questo, perché anche se nei primi tempi, toccandosi l'anello, vedendo i doni, ricordandosi le promesse, era facile rimanere appartata, fedele, smettere di fare alcune cose perché non avrebbe più potuto farle andando poi via, passando il tempo poteva correre il rischio di essere tentata da altri uomini, oppure tentata di credere che forse lontano il suo promesso sposo cambiava idea, non tornava più. E c'era questo genere di tentazioni. Quindi questa fase per la sposa era importantissima. Vi devo dire che è la fase che stiamo vivendo adesso noi. Abbiamo i doni del Signore, abbiamo le promesse di Dio, abbiamo visto il prezzo che è stato pagato per noi. Beh, questo è il nostro tempo, è il tempo in cui dobbiamo vigilare perché la nostra consacrazione rimanga intatta, senza cedere a nessuna tentazione di pensare che le cose sono cambiate, che non avverrà nulla. Pietro lo anticipò nella sua epistola, seconda Pietro 3, i versi 3 e 4. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi, e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ecco, Pietro diceva che la Chiesa non si dimentichi che Gesù sta tornando. Non c'è leva più potente per noi per ricercare la santificazione del ricordarci che Gesù sta tornando. Dove siamo stati oggi, fratelli? Cosa abbiamo fatto? Che pensieri abbiamo avuto? Se fosse tornato il Signore oggi pomeriggio, questa mattina, in quale contesto ci avrebbe trovati? Vedete quanto è potente la leva del ritorno del Signore per ricordarci che noi abbiamo un anello al dito, abbiamo le promesse e lo sposo sta preparando un posto per noi. 10° passaggio. Lo sposo torna con un grido che di solito è: lo sposo viene. È una tromba, shofar, che suona anticipando l'arrivo. Solitamente lo sposo arrivava di notte, mezzanotte, verso mezzanotte. Perché? Perché era anche scenografico
riguardo alla processione che veniva fatta. Lo sposo non arrivava solo in segreto, veniva con tutti gli amici, veniva con il suo seguito, era una festa ed era scenografico vedere anche le fiaccole, quindi era anche questo un po' il senso. Arrivava e veniva anticipato da un grido, Matteo 25,6. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, usciteli incontro. Ecco, questo era nella cultura, che rende ancora più responsabili le vergini disavvedute, perché era usanza. È un po' come dire, oggi i nostri sposi potrebbero anche fare un pranzo al McDonald's, tanto l'importante è sposarsi, ma tengono che tutto sia perfetto, anche la scena, la sostanza c'è, il loro amore, l'unione, ma anche la forma. Quindi il senso di arrivare di notte serviva anche per rendere più emozionante con queste luci accese nella notte. Arrivava lo sposo, anticipava con la sua processione il suo arrivo e si fermava davanti alla sposa. Prima Tessalonicesi 4, 16, 17 conosciamo bene. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E così sarà. Ecco perché il Signore dice: io vengo come un ladro nella notte, vegliate, perché sto tornando. La sposa usciva e c'era un baldacchino, un sedile nuziale dove lei si sedeva e poi il corteo andava a questo punto a casa dello sposo. È riportato questo in Cantico dei Cantici, capitolo 3, verso 9 e verso 10. Il re Salomone si è fatto una lettiga di legno del Libano. Ne ha fatto le colonne d'argento, la spalliera d'oro, il sedile di porpora. In mezzo è un ricamo, lavoro d'amore delle figlie di Gerusalemme. Ecco, questa lettiga era la lettiga nuziale, si sedeva la sposa e poi con lo sposo venivano portati nella casa. E questa era una festa, c'erano musiche, danze, c'erano gli amici, c'era questa processione che prendeva letteralmente questa donna dalla casa del padre, e quello era il momento del trasferimento di una vita verso una nuova vita. 11° passaggio, la consumazione del matrimonio. Nella stanza preparata dallo sposo, dopo che questo corteo era arrivato nella casa del padre dello sposo, lo sposo e la sposa entravano nella camera nuziale e lì loro stavano per 7 giorni. Salmo 19,5. Ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Anche Gioele 2,16. Adunate il popolo, santificate l'assemblea, adunate i vecchi, i bambini e quelli che popano ancora. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla camera nuziale. Sia il Salmo, avete notato, che Gioele dicono esca lo sposo dalla camera nuziale. Il riferimento è a questo. Lo sposo e la sposa entravano nella camera nuziale e lì si univano non soltanto con la promessa legale, ma si univano proprio a marito e moglie e stavano lì 7 giorni. E questo sanciva poi la conclusione del matrimonio in tutte le sue fasi. E alla fine dei 7 giorni uscivano. Ora, notate questo. Loro rimanevano in quella stanza protetti da tutti per 7 giorni. La parola di questo termine, della stanza nuziale, ha a che fare con la parola 7. Non vi ricorda forse quei 7 anni in cui la Chiesa sarà tolta, protetta a motivo degli eletti? Avverranno tribolazioni per 7 anni, ma non riguarderanno la Chiesa perché si è già unita al suo sposo. Questo è il riferimento
profetico agli ultimi tempi. Mentre ci sarà la tribolazione, la Chiesa sarà unita allo sposo, non più soltanto dalla promessa, ma Gesù che è tornato, ha rapito la sua Chiesa, l'ha portata con sé nella camera nuziale. Giovanni 3,29, ultimo passaggio. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, è ora completa. Lo sposo aveva un amico, un testimone, che stava nei pressi ora vi sto parlando di una cosa culturale del tempo, però ci serve per capire cosa sta dicendo Giovanni Battista. L'amico stava nei pressi della stanza nuziale e aspettava nei 7 giorni che lo sposo o la sposa gli dicessero il matrimonio è stato consumato e quindi diventava legale. E a quel punto era gran festa. Ci sono dei punti anche della legge in cui questo aspetto culturale era molto importante. Ma l'amico, il testimone, diciamo così, quello più vicino allo sposo, aveva l'onore di anticipare a tutti gli sposi che a partire dall'arrivo nella casa della sposa fino all'ultimo passaggio il matrimonio era concluso, perfetto, felicemente di successo. E quindi andava con gioia a dire, Giovanni sta dicendo questo, non è mia la Chiesa, è dello sposo, io sono l'amico dello sposo. E non ho gioia più grande di sapere che lo sposo sta venendo per prendersi la sua sposa. E lui rende quindi questa testimonianza. Alla fine dei 7 giorni i 2 sposi escono fuori dalle camere nuziali, immaginate quindi un loro appartamento, e si uniscono a tutti gli ospiti che in quel tempo, in quei giorni stanno festeggiando, e il padre prepara un pasto nuziale con gli sposi perché tutti potessero festeggiare insieme alla presenza degli sposi. Non vi ricorda questo? Si sederanno da oriente a occidente a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe. Quando ci uniremo allo sposo verrà preparata una gran festa e noi celebreremo la gioia che finalmente il nostro Signore è riuscito a unirsi secondo il piano di salvezza alla sua sposa. Parlando del matrimonio ebraico, vedete che ci sono degli aspetti che a volte ci sfuggono di quello che dicono i personaggi biblici, ma vedete come questa figura è capace di percorrere la nostra storia di fede, dall'inizio fino alla fine. Gesù sta tornando. Il passaggio che spetta a noi adesso è tenerci stretto l'anello e ricordare che lo sposo manterrà la promessa. Tutto il resto, come vedete, lo fa lo sposo. Viene, si propone, paga il prezzo, ritorna, prepara la stanza, dà i doni, il padre prepara le nozze, c'è una casa preparata, fa tutto lo sposo. Noi dobbiamo solo dire sì e attendere con perseveranza. Sia benedetto il nome del Signore, che sta preparando una festa grande e noi ci vogliamo essere. Amen.